Anche i grandi tenori hanno i loro santi. Beh certo, il patrono San Biagio per me è una cosa che sono molto devoto, dico la verità. E quando sono a casa sempre cerco di esserci con mia mamma, perché è il protettore della gola, della voce, ma non solo per me, per tutti. Fedele tra i fedeli, il grande tenore trevigiano Fabio Sartori in chiesa San Biagio di Callalta a dimostrazione come la fama non cancelli l'umanità della fede. E fede per il suo santo protettore, San Biagio, che da sempre viene invocato a protezione della gola. Il giorno è il 3 di febbraio e ogni anno si rinnova la benedizione del collo, oltre a quella delle arance e del pane, da consumare per allontanare i mali della gola. Un rito che, nonostante un'umanità sempre più razionale nella sua digitalità, vede crescere costantemente il numero dei fedeli. E la Chiesa sempre piena. Credo che significa che la gente ha bisogno di spiritualità, c'è poco da dire, i social, tutto ci proietta al di fuori e invece abbiamo bisogno di trovare la nostra interiorità, il nostro animo, perché è lì che hanno sede i valori più importanti, il centro anche della nostra vita, lì ci ritroviamo. E allora questo pane e queste arance curano non solo il corpo, ma anche l'anima, così come il rito della processione, per Don David, vuole curare anche i mali delle nostre comunità. Domani l'appuntamento è il pomeriggio alle 14:30 con la celebrazione eucaristica e al termine la processione con il santo e la venerazione della reliquia. Di fronte alla cronaca, soprattutto di queste ultime settimane, questo segno che noi diamo susciti la volontà nella gente di dire no, c'è anche un mondo, c'è un'umanità diversa che guarda al bene e vuole costruire nel bene. Ma non sono solo queste, oggi, le invocazioni a San Biagio. Stiamo passando dei momenti difficili con queste guerre che c'è nel mondo, speriamo che si ritorni ad avere una pace. Se dovesse cantare, cioè in caso arrivasse la pace, qual è il canto che intonerebbe pur che rimanesse la pace? Beh, c'è questa l'Ave Maria di Schubert, è un pezzo straordinario e questo è proprio anche indicato per la pace e per tutto.